bellissimo, sembra una spiaggia di quelle cristalline dei Caraibi, santo cielo, è bellissimo, davvero. Questo è il commento generale di cittadini e passanti sull'intervento del comune di Casale sul Sile per il rifacimento delle strisce pedonali, che come si vede da qualche settimana brillano al punto che più di qualcuno ha pensato dei vetri, residuo di tamponamento tra veicoli. Ma senti cosa ha fatto? Ha buttato i vetri in strada? No, assolutamente no, non sia mai che un'amministrazione pubblica si metta a fare queste cose. Abbiamo solo cavalcato una nuova progettazione di passaggi pedonali, i quali prevedono questa luminosità sulle strisce pedonali ed inoltre li abbiamo potenziati anche con un'illuminazione a LED che anche durante la sera la luce si potenzia alla presenza umana dell'utente e quindi risalta ancora di più questa fluorescenza degli effetti tipo vetro rotto. Un'innovazione tecnologica che al momento nella marca Casale condivide solo con Susegana, un effetto che se da un lato rende più attenti i conducenti affascina i pedoni e soprattutto, come si vede, i più piccoli. Per questo Casale sta diventando per tutti il paese dei brillantini, anche se non è l'unico intervento portato avanti dal rinnovato primo cittadino Stefano Giuliato. E nemmeno quello di maggior spesa, considerando i 2.400.000 euro già previsti per tutta l'illuminazione pubblica. Tra gli altri interventi sono già stati finanziati 100.000 euro per lo sfalcio e la pulizia dei fossati, con un però che dovrebbe fare scuola in tutta la Marca. Cercate di incontrare i proprietari perché gli dite questa volta puliamo noi, le prossime dovreste pulire voi. Sì, c'è sempre questo binomio pubblico-privato, c'è già chi lo attua col buon senso, tiene pulite le loro sponde, in modo tale che, essendo anche noi un comune a rischio idraulico, cerchiamo di attutire i colpi. Sindaco che non esclude sanzioni a chi in futuro non manterrà pulito il proprio tratto di fosso, soprattutto nei mesi più delicati. Soprattutto nelle stagioni e negli ultimi periodi dove queste bombe d'acqua ci mettono veramente in ginocchio.